Quasi il 30% degli adolescenti in Veneto ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'11% ha completato il ciclo, eppure sono ancora numerosi i genitori che rimandano la prenotazione, soprattutto per i ragazzi più piccoli. Il primario della pediatria di Treviso rassicura le famiglie. I dati scientifici, ma proprio i dati anche sul campo delle vaccinazioni in età pediatrica sono rassicuranti. Gli effetti collaterali non sono superiori a quelli dell'età adulta. La maggior parte dei giovanissimi che contrae il virus non ha conseguenze gravi, ma ci sono dei casi, seppur rari, di bambini finiti all'ospedale. Una trentina a Treviso dall'inizio della pandemia e 10 dopo il Covid hanno avuto la sindrome infiammatoria multisistemica, una complicanza molto grave. Vaccinarli protegge la loro salute, rallenta la circolazione del virus e soprattutto è l'unico modo per una ripresa di tutte le attività di socializzazione, dalla scuola allo sport, indispensabili per una buona crescita psicofisica dei ragazzi. La vaccinazione ai nostri ragazzi serve proprio per sperare, auspicare e aumentare di molto le probabilità che si possa avere una riapertura delle scuole, un anno scolastico il migliore possibile senza dover ricorrere alla DAD. E gli effetti sugli adolescenti del lungo isolamento si stanno facendo sentire. L'aumento di tutta quella patologia, chiamiamola così, dovuta neuropsichiatrica, ma con aumenti del 150, del 200%, riguardo disturbi sia di tipo ansioso, sia di tipo depressivo, disturbi della condotta alimentare e ahimè anche un aumento dei atti di autolesionismo e anche di tentato suicidio. Di qui l'appello del primario ai genitori. Vaccinare significa poter permettere ai ragazzi di non ammalarsi, di non rischiare che facciano ammalare magari i nonni o qualche amico o qualche conoscente che non può vaccinarsi, perché non dimentichiamoci che qualcuno non può vaccinarsi, e poi così gli permettiamo anche di riprendere la scuola, di riprendere lo sport per dargli un futuro migliore possibile.